Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina: un ragazzino di 13 anni è stato investito a Palermo mentre stava attraversando la strada. Il conducente dell'auto è scappato senza prestare soccorso alla giovanissima vittima, che fortunatamente non è in pericolo di vita. Avrebbero frodato il fisco e truccato aste, per questo la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 10 milioni di euro ai titolari di una cooperativa attiva nel settore dei trasporti sanitari. E sempre la Guardia di Finanza ha scoperto un'impresa che gestiva l'attività di call center nel catanese completamente sconosciuta al fisco. Avrebbe evaso circa 7 milioni di euro in soli 6 anni. Stop al reddito di cittadinanza. L'assessore regionale alle politiche sociali Nuccia Albano ha fatto sapere che a breve incontrerà una delegazione di sindaci siciliani preoccupati dalle ripercussioni del provvedimento. Un uomo è stato arrestato a Santa Catalina Battiati, comune del catanese, per aver picchiato e minacciato di morte la madre anziana. All'ennesima violenza subita, la donna si è decisa a denunciarlo ai carabinieri. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.